Buonasera e bentrovati con l'informazione di prealpina.it. Apriamo il telegiornale con il caso dell'omicidio di Carol Maltesi. Oggi è durato meno di mezz'ora l'interrogatorio in carcere a Brescia di Davide Fontana, il 43enne dipendente di banca, fermato lunedì con l'accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la 26enne attrice hard con il nome d'arte di Charlotte Angie. L'omicidio è avvenuto nel gennaio scorso a Rescaldina. I resti, dopo essere stati nascosti per 2 mesi in un congelatore dall'assassino, sono stati gettati in 4 sacchi dell'immondizia in un dirupo a Borno, nel Bresciano. Davanti al GIP Angela Corvi, Fontana si è rifatto all'interrogatorio di lunedì, in cui ha confessato l'omicidio, spiegando di aver ucciso la donna durante un gioco erotico che prevedeva colpi di martello su tutto il corpo. Dopo la convalida del fermo, gli atti saranno trasmessi per competenza territoriale alla Procura di Busto Arsizio. Un'altra tragedia, quella di Mesenzana, i funerali dei piccoli Giada e Alessio, uccisi a coltellate dal padre che poi si è suicidato, saranno celebrati sabato alle 10:30 nella chiesa del paese. Vediamo il servizio del collega Marco Croci con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Saranno celebrati sabato mattina a Mesenzana i funerali di Giada e Alessio, i 2 fratelli uccisi settimana scorsa dal padre, Andrea Rossin, che poi si è tolto la vita. L'annuncio ufficiale è arrivato dalla pagina social dell'unità pastorale di Mesenzana, Brissago e Roggiano. Daremo il nostro saluto cristiano a Giada e Alessio, celebrando le esequie sabato alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Mesenzana, si legge nel messaggio, ricordando l'obbligo di distanziamento e mascherina e precisando che è fatto divieto di riprese o di fotografie all'interno della chiesa durante le celebrazioni. Come anticipato questa mattina, dopo l'autopsia compiuta ieri sulle salme, è arrivato ora il via libera dalla Procura di Varese alla celebrazione dei funerali. Ancora da fissare, invece, la data delle esequie del padre. Intanto, ieri sera, oltre 500 persone hanno partecipato alla fiaccolata per le strade di Mesenzana, un modo per ricordare le 2 giovani vittime e anche per esprimere vicinanza a mamma Luana, travolta da questa immane tragedia. Andiamo ora a Brovello Carpugnino, nel Vergante. I carabinieri di Domodossola hanno arrestato 3 marocchini che spacciavano droga nei boschi. Il servizio è di Maria Elisa Gualandris. Le indagini sono partite dalla segnalazione di alcuni passanti che avevano sentito parlare di tipi loschi che uscivano dal bosco armati di macete. Raccogliendo elementi e testimonianze dopo aver fermato alcuni consumatori di sostanze della zona, ieri mattina i carabinieri della compagnia di Domodossola hanno arrestato 3 marocchini che dormivano in una tenda nascosta tra gli alberi a Brovello Carpugnino, nell'Alto Vergante. I 3, di età comprese tra i 26 e i 27 anni, sono ritenuti responsabili di aver dato vita a un giro di spaccio nella boscaglia. Quando i militari sono arrivati stavano dormendo nell'accampamento. Inutile il tentativo di fuga. Nella perquisizione sono stati sequestrati cellulari, power bank per garantire la ricarica, scorte alimentari e un grosso coltello. I 3 sono stati portati in carcere a Verbagna in attesa della convalida. Odori molesti in Valle Olona. Il Consiglio di Stato si è pronunciato. La Perstorp non potrà più scaricare in deroga gli aldeide nel depuratore di Olgiate. Vediamo il servizio di Veronica De Riu con le immagini di Davide Caforio dell'agenzia Blitz. È la notizia che la comunità della Valle Olona stava aspettando da anni. Il Consiglio di Stato si è pronunciato e la Perstorp non potrà più scaricare in deroga gli aldeidi nel depuratore di Olgiate Olona. È stata confermata la sentenza di primo grado al TAR. Gli aldeidi sarebbero almeno una delle cause delle puzze che infestano il territorio da oltre 15 anni. Si erano mosse la provincia di Varese, i comuni di Marnato, Olgiate Olona e Castellanza, oltre alla società di tutela ambientale del bacino del fiume Olona, affinché venisse revocata la deroga. Lo scorso 17 marzo 2022 i giudici amministrativi romani si sono pronunciati. Il ricorso era stato presentato nel 2017 e sono passati 5 anni e mezzo. Nel frattempo ci sono state la pandemia, ma soprattutto una impennata di odori molesti, gli studi del Politecnico e dallo scorso anno un fascicolo aperto con indagini in corso da parte della magistratura. Oggi il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci ha fatto visita alla Pallacanestro Varese incontrando Luis Scola. Per l'argentino, ora amministratore delegato della società biancorossa,
Dopo aver chiuso la carriera da giocatore, Petrucci ha speso parole importanti. L'intervista di Giuseppe Sciascia con immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Gianni Petrucci, ospite d'onore di Varese per scoprire il nuovo Luis Scola, grande ex giocatore con un grande futuro da dirigente sportivo, con un grande dirigente sportivo come Toto Bulgarone. Ma devo dire che mi ha favorevolmente stupito, non perché non pensavo fosse così bravo, ma proprio perché già conosce il basket italiano, lo conosce a fondo e ha espresso dei concetti straordinari e sono veramente contento. Oltre alla stima per il grande campione che ho sempre avuto, anche di immagine, di serietà e correttezza, anche come si è tuffato nel basket italiano in questa Varese che l'ama come un varesino, conosce la storia e questo progetto che per adesso è temporale, ma io mi auguro che sia vita natural durante, c'ha un grande fascino, un grande realismo e quindi sono contento che io conoscevo ovviamente Toto, Vittorelli e Toto è stata un po' la storia della pallacanestro di Varese, la famiglia Bulgheroni, chi l'ha preceduto Borghi, ma un grande acquisto non solo per Varese ma per il basket italiano. Questa era l'ultima notizia, l'informazione di prealpina.it torna domani alle 13. Buona serata!